Mario Puddu, un vocabolario sardo sulcitano italiano. Io parlo in italiano, ma ovviamente il vocabolario è un'opera in lingua sarda sulcitana per, diciamo, coprire una lacuna che forse c'era ancora in questo campo. Sì, di sicuro. Libro su vocabolario su dei biddas o finza de zonas, pensa tu su vocabolario de su guilcieri. Da bessiumeta, de ogni tengo bru de binti, de biddas. E adesso sul citano a manca proprio. A parte su glossario de Deulada de Giovanni Loichi, però è proprio narrao su un glossario, invece usa proprio un vocabolario sardo sulcitano o con sa traduzione sia dei lemmas su lessico in pratica su freddo e sia però dessa fraseologia che ha da rigorto autore, no? Poi documentare tutto quanto su manigiu dei fuegos, non basta tenere i fuegos, tocca da birivinza sa come de domani giaos. Autore Silverio d'Arco, un'opera Oh, prima. esatto, autore Silverio d'Arco, che ha girato tutto quanto Sulcistan nascido in Parigiano o in Sant'Antioco, beh, mo mi confondono vago, però in sopra do ad una pagina di biografia, va bene, e poi leggi questa cosa, ma io ha girato tutto quanto su Sulcisi, andava bene, sai io fu di questa baronia a Villa Peruccio, e sa mamma de Paringiano, abbivi in Sant'Antioco e abbivi in Santo Giovanni e mo abbivi in Giba, cogliau a Giba e poi sa seconda mulher a Sant'Adi, ma poi questo traballo che ha fatto, il suo ha girato tutto quanto su Sulcis. E a parlare questa è una cosa curiosa, poi si figlio di mamma sarda, ma su sangunau d'arco, su Babu Fia un'isola, non mi fui su nome, insomma, non de Gaeta, un'altra isola, insomma, dell'arcipelago Ecco, campano. Però il suo babbo si è morto che forse non teniamo anche un anno. E però narravo su sardo perfetto, pensa con questo comunque, nome, per questo saperne di nome. più, venerdì 31 marzo ci ritroveremo nella sala consigliare di San Giovanni Suergio. Giusto, proprio di ahí ci presentava su quest'opera e è assolutamente importante, visto che proprio è un'opera assolutamente straordinaria, veramente bella. Devo dire che è una fotografia non scetti di Susulcitano, ma addirittura di Susardo, poco menti se io concordavo so, insomma, narravo su con tutto quanto su del buono ma potevo osservare a proposito di questa lingua sarda, non de mau cae male questa lingua è sempre bella, ma poco menti da mangiare e commenti visto da scrivere, ma non poi questione di scrittura, conti sempre un'altra questione, una cosa è questa lingua e un'altra è questa scrittura.